quando stasio tutti in questi residence, diciamo residence, ma anche una volta, qui cosa un grosso che era la standua, era fino a gente che noi lavoravamo per l'on, guai di smencelli in suoi fuori, era subito quei due con l'apertia che tracca che portava via. A fare, ma proprio io qui che lavoravo all'apertia, entravai, insomma, mi conosco gente, insomma, belle sì, 2 o 3, certamente Antonio, fa il musicista, stasera con le ciaborne. Venti entrava in la corte e guardava, insomma, tutta sta standua, altro che i film in Technicolor adesso, tutta la roba standua, mi danno tacunà, e ben, non essendoci la televisione, sentava lì, in cantone, e guardava sti pugioi, per piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano, smiava, poi mi disse lì, primo, secondo, terzo, quarto canale, il terzo, ti guardava, e magari al fondo era, perché adesso in Toccadelo, senza offendere niente, mi vedo che sì, è gente, già dalle macchine fuori, da non capivo, il champagne. Oh sì, dai, ne mesa butta sta c'era. Ben ti vedo, insomma, che le gente capello, ma una volta con loro stasio bella lì, e adesso l'hanno svanto tutti da lei 3 cess per famiglia. Ti pensa, 3 cess per una stite che sa cagera adesso. Una stite che sa. Una volta invece era diverso, insomma, una volta avevo, era 30 famiglie per un cess, 30. E lì, chiamavo un sito di sogno perché il trovello libero era proprio in sogno lì, a parte te. E devo dire che sì, magari la parte opposta di questo sito, che con un giornale sotto, magari aveva la domenica del Corriere, sotto al braccio a Corea, si chiamava Zato Pet, ti ricordi quella che corria fuori? Zato Pet. Quella che corria fuori, che il sepe, capito, partia come una fusetta, arrivava fino là, era occupata. Ecco, insomma, era occupata e una volta, là, la chiamavo la sghiarola, ma neanche sghiarola, proprio sghiarola perché era un'autoalimentazione, tanto diceva, mamma qua è da mangiare che? Io da minestrone, e secondo, una piena piatto, così fa primo e secondo. Adesso per capire la bistecca, il nervetto, per capire, la noi una bistecca parai, e non per più miseria, ma mangio come adesso, il sabato. Sì, il sabato, avanza. E lì naturalmente che si arrivando in bella lì, trovavo occupati, arrivavo con auto, ciao Pierre come lei, lì da fuori non c'erano ancora questi uffici di public relation, lì svendevo magari la bece, facevo cambi da giacca, qualcosa, mentre aspettavo, gli dico sul giornale sotto, tanti magari in io adesso andavo a lese, era neanche la luce, se ti entrava in noi in bellezza per certi sghioni, per capire, anche perché c'era questa umidità, insomma, così fai anche un po' perché... Chissà perché, era ancora nangsti deodoranti, e ficavo, niente, abbracciava io lì in 30, e facevo tutti la zampillo da fuori, sapevo Dio, questo zampillo, vorrei non essere tanto volgare, ma è un po' di realismo, come due denticine, adesso, fa un gusto che ha rotto, ha petto, insomma, a me lo fa neanche, sì, perché a svednan. Sì, che, poi gare, petta neanche al museo, non petta mai. E allora, ste lì sempre smia su sé, smia là, smia niente. No, ma là. Da parte te che si poi magari l'era guardava i due da fuori, non essendoci ancora la televisione, cosa faceva che sé? Niente. Stasera guarda questi due del Belgio come sui freo, i due naturalmente cosa facevano? I due, dopo un po', come si dice, un buon italiano, la sopportazione umana ha un limite, i due alla fine, dopo Dio la saunde, ecco lì che avevo, una volta avevo queste braie, insomma, queste mutande lunghe, chiamavo maxi slip, e il gruppo il fondo, la saunde, avevo le braie alla suava. Pian come pochi ritornavano nel loro mini box alloggio, pensa un po', primo vano con riscaldamento centrale, cioè ficavo la stufa in mezzo, argentavo anche il tubo, più era lunga il tubo più scaudava la stanza, non era bel che c'era che mangiava, al calore distaccava l'argento che dava il tubo e mangiava la mesta argentata. Se era una roba che veramente, allora ne dorme la sera, era un'impresa, ne dorme, figurate, perché c'è il piccetto che abbiamo di dormire, mi da solda e va proprio a dormire, va bene, o non tutti insieme o niente. E lì a partivo smiavo l'armata Brancaleone, chi una quarta in testa, chi ha un mun scaudante al forno, chi una buietta e andasio naturalmente l'altra. E lì è nata l'aria condizionata perché sficavo la quarta fila in testa e scaudavo l'ambiente. Al frigo, faria il frigo ma poi visto, io con quei due che stanno infermi perché forse l'ampialo per una palestra. Sì. A scambio i locali per palestre, ma se la fa dos, cavada che aspettiamo. E certo che al frigo l'avevo un po',
Mamma, le non sai l'amnesta, non la butta sotto il letto. Una sera era un cammin che mangiavo, no? Le mancai la luce, e dico, guarda, visca una candela, se mi arrangiasse parei. E mamma la dimette, va sotto il letto a piel sugo, alla schiera. E beh, mi eri sbagliatola, penso che gli spaghetti alla matriciana, così non mi fuori lì. Sai un che faceva strange le nostre povere marote era quando arrivava chi là con il cappello con scritto insieme a gas. Non era neanche gas, era scritto gaz. Da così a me era già i primi che arrivavo, che parlavo magari italiano, una volta la dia io, ma che gaz vuoi? La ne dai una lira. La ne dai una lira. E naturalmente, adesso, o dirai una poesia, come si comportava una volta sta gente, qui che a misura misurate il gas, che senza fetterie, lo misuravo con l'acqua, l'avevo una tola, ding ding, mi aveva adesso a Houston con sti manometri, capivo mai niente, e ste marotte ci amavo sempre, cambiamo un po' monsieur, per rimettere che in o dire una poesia, cool del gas. Chi sono me? Ah, me sono Battista, quel del gas. Per tutto il burgo andiamo ma così. E io direi sinceramente che mi piace, andiamo quel del gas e niente più. Per me trovai vado dappertutto, vado a Deca Grande, de stanziette, vado anche allo sbei, anche allo sbrut, anche le baracche, e a volte anche anche le soffiette. Per contare la bunga in quattro parole, hanno fatto circa 2 mesi fa. Lei una di quelle storie povere, droghe, a questa ancora più povera umanità. Era fame una lunga sgambassata perché in numero 3 o 4 famiglie, gente povera, che l'hanno sulla entrata e che purtroppo la molto ben curtire. In una famiglia una povera donna mi fa, andate un po' monsieur, per i miei. Ma caracchila, hanno una sciupatale, rispondui e frank, senza pensare. Ne è più di 80 metri sa cucina. L'altra volta ne era ma la metà. L'avrà esageranti pitansin oppure fai da rosso troppo risatato. Alle palome per musula di me, alle che smeis purtroppo lei tan lavò, per gavio di roba lei deve servire perché lei 2 città sono cugiate. Che era dove me proprio in grosso piasi e nel martiene stavolta tutta sgas, perché che ferda che se non smai sì e sei proprio in ansia perché la fas. A sente la domanda così drola e a sente queste parole sono stai lì, senza di niente, ma con una faccia fola che sul proprio resta come un pipì. Poi lei guarda la bene, sta povera mamma, suo cavallo grigio, sue mani tutte frustate, e lei pensa, se passano una grama, perché dovrebbe essere agitata? Che senta, madamin, la barbotaie, e fuma una fe, e gli marco ma metà. Per felo? Oh, per felo lei pensai, e allora lei viste la sua faccia, l'era tutta illuminata. Grazie, la fine. E la sua voce le drola. E le rimane al cuore dritte filate. Morì a basere. E io, ma che fase nella folla, e scondammi corsa a casa. Che sono me? Oh, mi sono Battista, e sono col del gas. Per tutto il burgo, andiamo ma così. E io direi sinceramente che mi piace. Facciamo col del gas e niente più.